Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie ai nostri ospiti che ve li presento subito. Ben ritrovato, benvenuto qui con noi in studio. La volta precedente avevamo fatto un collegamento. Emilio Viafora, segretario regionale del SUNIA della CGIL del Veneto, ben arrivato. Grazie, e ben arrivato anche Francesco Andrisani, segretario generale Fillea CGIL, lavoratori del legno, dell'edilizia e delle altre attività estrattive in generale. Ben arrivato anche a lei. La tematica cambiamento climatico, quali risposte? Sembra proprio incentrata sul momento, purtroppo. In realtà la CGIL già da tanti anni l'ha portata al centro dell'attenzione anche politica e istituzionale, anche qui nella regione del Veneto. La tematica è stata anche organizzata proprio dal sindacato della CGIL diverse settimane fa per parlarne quest'oggi. Poi purtroppo le vicissitudini sono andate come sono andate, quindi diventa un tema di estrema attualità. E analizzarla, seguire appunto quelle che saranno le elaborazioni che faranno anche i nostri interlocutori sarà estremamente interessante. In modo particolare, incominciamo con lei segretario, 2 parole però, perché questo è in genere lo spazio dello CGIL, ci seguono anche tantissimi pensionati. Fillea con il cambiamento climatico cosa c'entra? Spieghiamo bene, quindi anche il sindacato della CGIL Fillea che matrici ha, insomma, che valenza ha? La Fillea è il sindacato delle costruzioni. Siccome oggi sappiamo che una delle principali cause di questo cambiamento climatico è dettato o è causato dal consumo indiscriminato di suolo o dall'innalzamento delle temperature dettate in buona parte anche dalle abitazioni che sono energivore in Europa in generale, in particolare nel nostro paese, ecco che un sindacato che si occupa di abitazioni e di costruzioni ci sta a pieno titolo all'interno delle tematiche ambientali che oggi andremo ad analizzare. Segretario come SUNIA, quindi tutto quel che riguarda il mondo della casa, però ne chiacchieravamo anche prima fuori onda, lei tanti anni segretario generale della CGIL. E queste tematiche le avevate già preannunciate, non dico pronosticate, però insomma già preannunciate da tempo. Sì, ma perché non ci volevano grandi scienziati a capire che un paese fragile come l'Italia, perché noi abbiamo una fragilità idrogeologica diffusa, aveva bisogno di politiche di contenimento e avevamo già avvertito che i cambiamenti climatici avrebbero influito sulle strutture produttive, sulle abitudini delle persone. E pensavamo che ci fosse bisogno di una politica sia nazionale che regionale che facesse i conti con questi mutamenti, con questi cambiamenti, perché noi rischiamo di compromettere un futuro lungo, perché i cambiamenti tra l'altro avvengono in maniera molto più rapida di quelle che avevamo previsto già qualche anno fa. Se pensiamo al Veneto, noi abbiamo avuto negli ultimi 2 anni un innalzamento della temperatura che è oscillato tra 0,9 e 2 gradi, va bene? Per cui abbiamo fattori estremi. Era già prevedibile, bisognava mettere in campo e bisogna mettere in campo, perché le risorse ci sono, bisogna realizzare tutte quelle misure che consentano appunto di affrontare questi cambiamenti climatici senza mettere in discussione la vita delle persone, il benessere sociale e soprattutto avere una società più ricca. Assolutamente. Torniamo, adesso voi interagirete perché avete entrambi una competenza qualificata al riguardo. Incominciamo appunto, abbiamo visto le slide che enunciavano quanto diceva il segretario. Cambiamenti climatici, gli effetti che ci sono in Veneto, quali sono e che ripercussioni hanno? Qui le vediamo, che temperature, altezze, vediamo un po' di enunciarli. Beh, innanzitutto noi ovviamente nelle slide che abbiamo predisposto si parla di innalzamento della temperatura, anche se, lo abbiamo scritto noi, ci fosse oggi qui in studio un esperto di clima, ai noi purtroppo ci correggerebbe, perché definire il 2022 l'anno più caldo degli ultimi 30 anni è corretto, ma in realtà è molto probabile che noi ci troveremo di fronte alla condizione per cui il 2022 è stata forse l'estate più fresca dei prossimi anni, un fenomeno assolutamente preoccupante e allarmante con il quale dobbiamo fare i conti. Le temperature si innalzano sempre di più, i ghiacciai si sciolgono e da lì anche la difficoltà ad avere approvvigionamento idrico. Aumentano a dismisura le grandinate, perché poi quando c'è lo sbalzo termico le diffidenze ci sono, le mareggiate sono diventate quasi la normalità,
senza andare a scomodare quegli avvenimenti più rari ma che stanno diventando sempre più frequenti e che hanno colpito anche la nostra regione negli ultimi anni, come il tornado che ha investito la riviera del Brenta nel 2015 o la tempesta di Baia del fine 2018, l'acqua granda di Venezia del 2019. Quindi degli innalzamenti della temperatura, dei cambiamenti repentini di quelle che sono le condizioni climatiche che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Qui vediamo appunto delle slide significative di quello che è successo e di 3 esempi che portavo prima, che stanno diventando una realtà e una quotidianità con la quale ci dobbiamo confrontare, ma soprattutto che dobbiamo contrastare se non vogliamo che la situazione diventi insostenibile e vivere nel nostro paese diventi sempre più complicato, e vedere scene come quelle che purtroppo stanno imperversando in tutti i media in questi attimi, che vede alcune regioni italiane, in primis l'Emilia Romagna e le Marche, dover far fronte con un'alluvione come quella che è in atto e con perdite di vite umane, diventi una costante alla quale noi non vogliamo abituarci e non siamo rassegnati a dover in qualche modo cercare di contrastare, di dover farci i conti. E quindi i cambiamenti climatici in atto sono veramente tanti. Nel 2022 le statistiche ci dicono che ne abbiamo avuti 19 fuori norma, o perché ci sono state grandinate o perché ci sono state picchi di temperature in eccesso o mareggiate o cose di questa natura. Questa realtà che stiamo vedendo con le statistiche dal 2022 come un qualcosa di estremo, purtroppo per il futuro potrebbe diventare la quotidianità. E quindi capiamo che la situazione è veramente drammatica e bisogna invertire oggi la tendenza rispetto a queste cose. Segretario, qua appunto vediamo tra gli eventi estremi ci sono allagamenti, alluvioni, e qui riguarda tutta l'attività dei campi, l'attività anche agricola, riportandole alle attività produttive, le trombe d'aria, raffiche di vento, le costruzioni, quindi anche modalità forse di concepire il costruito diverse, le grandinate lo stesso. Poi abbiamo eventi con danni alle infrastrutture, esondazioni e naturalmente le frane causate e così via. Tutto questo danneggia anche i lavoratori, oltre che le famiglie, le persone, i manufatti, ma anche l'attività lavorativa delle persone. La compromette, abbiamo visto fabbriche che sono state devastate, oltre che aziende agricole. Quindi c'è un qualche cosa che va a danneggiare anche la possibilità poi di lavorare, di realizzarsi nel lavoro. Sì, indubbiamente quando avvengono fattori estremi come quelli che stiamo registrando in queste settimane in Emilia Romagna o quelli che abbiamo avuto in passato, non c'è dubbio che se poi è compromesso l'impresa ed è compromesso il lavoro. Quello che è più generale, è compromessa l'economia nazionale, perché non facendo prevenzione e riparando e andando sempre a far fronte all'emergenza siamo costretti a fare enormi investimenti per affrontare non in maniera strutturale una situazione che potrebbe essere prevenuta. Tra l'altro i cambiamenti climatici e anche dipendono da una serie di politiche sbagliate sia sul terreno di governo del territorio sia sul terreno delle politiche sia abitative sia industriali, perché noi dovremmo favorire minore consumo energetico attraverso non solo le abitazioni ma anche gli elettrodomestici, dunque una produzione, dare la possibilità alle persone di avere elettrodomestici che consumino meno energie, case che consumino meno energie. Abbiamo bisogno di una diversa organizzazione delle città perché ci sia meno mobilità, ci sia meno inquinamento, e abbiamo bisogno di fare politiche anche di uso del territorio che siano più lungimiranti, cioè adesso basta il Veneto della città che ha consumato più territorio nonostante ci sia una legge che teoricamente è regionale che dovrebbe limitare il consumo di suolo. Non facciamo i recuperi, molte aree rimangono svuotate, le aree interne non vengono curate, per cui tra l'altro questa è una grande occasione per il lavoro, per fare imprese nuove, per fare imprese moderne, perché non è vero che la trasformazione green della società produce meno lavoro, può produrre più lavoro e anche lavoro più qualificato, oltre a mettere in sicurezza. Io vorrei vedere quanto costerà la ricostruzione, di quello che è avvenuto in Emilia Romagna,
quanto impegnerà in termini di risorse. Io sono assolutamente d'accordo che, siccome si parla tanto di rivedere il PNRR, probabilmente bisognerebbe ricalibrarlo tenuto conto, diciamo, delle fragilità idrogeologiche del nostro territorio, non dimenticando che il Veneto è molto esposto, perché noi solo per una botta di fortuna, diciamo, si è concentrato tra Emilia Romagna e un po' le Marche, ma non è che si avviene un po' più al nord, diciamo, cioè, e trova una situazione certo, migliore, ma è tutto il paese in questa condizione, e dovremmo porci il problema sia come cittadini sia come istituzione. Noi lamentiamo il fatto che, al di là di quello che si dice, ma scusate, dobbiamo aspettare un'altra alluvione per cominciare a fare le raccolte d'acqua? Infatti, bravi, un messaggio arrivato: buongiorno a voi, si doveva intervenire tanti anni fa, gli avvertimenti sono stati dati molte volte, diceva 2015, quindi ormai sono quasi 10 anni, ma come sempre in Italia domina un menefreghismo cosmico, il peggio deve arrivare, e hanno detto che prossime annate saranno di altri eventi estremi, come anche accennava lei. No, si accentueranno, perché noi siamo di fronte a una sorta di tropicalizzazione un po' del paese. Per cui bisogna mettersi nella logica di come prendere atto della realtà e cominciare a fare quelle politiche. Parlavamo poco fa insieme al segretario della Fillea, a Francesco, ma scusate, ma perché non facciamo la raccolta delle acque? Visto che le acque si concentrano in periodo limitato. Come si faceva una volta. Ma come si è sempre fatto, come hanno sempre fatto, ma fin dall'antichità. Cioè, si è sempre pensato che l'uso dell'acqua è un elemento fondamentale. Non dimentichiamo che in era moderna la guerra che c'è in Medio Oriente tra, per esempio, israeliani e palestinesi è sull'acqua, perché il futuro dell'umanità si gioca sui beni essenziali, ecco, e l'acqua è fondamentale. Certo, bravissimo, dopo passo la parola anche al segretario. Ma lei, che ha avuto questo ruolo istituzionale regionale cardine e si è relazionato proprio in virtù di questo, come anche lei che ha un ruolo importantissimo a livello delle istituzioni, non solo del territorio regionale ma anche nazionale, e queste cose le avevate già dette, che tipo di obiezioni ha trovato, ha incontrato? Per spiegare ai nostri telespettatori perché si doveva fare, ma che step ha dovuto affrontare, tanto allora, che le cose sono cadute un po'. Guardi, basta vedere la dichiarazione che ha fatto ieri l'onorevole Salvini, e lì c'è la dimostrazione di come funziona il mondo, perché dice: ma vabbè, la colpa però è che non abbiamo potuto fare gli interventi perché ce l'hanno impedito gli ambientalisti. A me non è mai avvenuto una cosa del genere. Cioè, gli ambientalisti sono posti il problema sempre, per esempio, rispetto alle grandi dighe, rispetto per esempio a immaginare il ponte di Messina sullo stretto, ma non è che hanno bloccato i piccoli invasi, le piccole cose. Per cui non c'è stata mai un'opposizione dichiarata, perché si è sempre detto che invece questi interventi bisognava farli, no? Come in Regione Veneto. Il problema è che c'è una pratica, però, perché sono opere queste che immediatamente non ti danno consenso, e siccome abbiamo una classe dirigente che gioca essenzialmente su come capitalizza nell'immediato il voto e non pensa alle future generazioni, non pensa al futuro, è tutto quanto concentrato sul presente, di fatto noi queste politiche non le mettiamo in atto, perché sono meno, teoricamente sono meno redditizie, invece sarebbero molto più importanti. Porto un esempio e poi chiudo. C'è stato il fenomeno Vaia. Bene, un fattore estremo, però, che ha distrutto ettari e ettari e ettari, ettari di bosco. Qual è la politica che noi facciamo per la salvaguardia del patrimonio boschivo, dell'utilizzo del legno, delle culture agricole? Perché sono una parte fondamentale di tenuta, certo, perché fattori di quel genere, come sono avvenuti in Emilia Romagna, sono anche perché a monte le acque non sono più irrigimentate, non c'è più una politica agricola delle aree interne significativa. Dunque è tutto quanto un intreccio sul quale dovremmo ragionare, sapendo che dobbiamo consegnare alle future generazioni un paese che ha delle potenzialità enormi, ma deve saperle poi far fruttare. Invece abbiamo una classe dirigente, istituzionale e politica, e non voglio in questo momento aumentare il livello di polemiche, però che oggettivamente, cioè, certo, finanzia magari tante fiere per promuovere il biscotto,
va bene, e non si preoccupa di vedere come finanziare tanti studi e tanti interventi per fare in modo che il territorio venga salvaguardato. Assolutamente. Adesso do la parola anche a lei. Sì. Tra l'altro proprio abbiamo sempre anche delle foto interessanti, perché quando parlava lei di cambiamenti climatici vediamo anche il discorso per esempio sul ghiacciaio della Marmolada, dove è successa un'altra tragedia a proposito di tragedie, ma le vediamo subito dopo la pubblicità, quindi tra pochi secondi.